Ecco, allora proseguiamo sul discorso patti lateranensi e vedremo come la politica dell'epoca viene coinvolta, strumentalizzata per ottenere sia dalla parte naturalmente vaticana sia dalla parte del governo italiano il massimo dei risultati, e ciascuno di questi accetta chiaramente di chiudere un periodo storico abbastanza complesso, ma ciascuno delle due parti che vanno a firmare il concordato vuol trarre il maggior vantaggio possibile. E allora abbiamo il contributo numero 2. Con la firma dei patti lateranensi si era siglata non solo un'alleanza tra il regime di Mussolini e il papato, ma la condivisione di un progetto comune per una sinergia atta alla colonizzazione del mondo, con la fusione di una ideologia fascista con la fede cattolica, creando il nuovo sistema non senza palesi contraddizioni e incoerenze. Con questo atto lo strappo causato dalla breccia di Porta Pia si sarebbe rimarginato. Con i patti veniva ricostituito non solo uno Stato, quello della Città del Vaticano, ma si dava riconoscimento che la religione cattolica diventava l'unica religione del regno e alla persona del Papa veniva riconosciuto il potere spirituale ma anche temporale, ovvero tornava il Papa Re unico esempio di figura religiosa al mondo. Con il concordato Roma si trasformava in una fucina ideologica e teologica che doveva di fatto perseguire strategie convergenti. Così facendo le altre confessioni religiose non avrebbero avuto vita facile. Poco dopo la firma dei patti esse andarono incontro a dure repressioni in quanto considerate pericolose per l'unità spirituale della Chiesa e del regime. Questa convergenza era ritenuta dai firmatari del concordato condizione indispensabile per poter avere il controllo totale dei due emisferi cerebrali degli italiani, quello religioso a sinistra e quello politico a destra. Si era con il concordato ripristinato il concetto riformista di Gregorio VII, laici e clerici uniti in una moderna crociata, e così fu e si trasformò nella deliberata persecuzione di tutte le chiese cristiane non cattoliche, quella ortodossa, la pentecostale, quella dei cristiani copti e infine la religione ebraica, culminata poi nella promulgazione delle leggi razziali fasciste del 1938. Queste persecuzioni si abbinavano alle conquiste territoriali che sfociarono nel 1936 nella Costituzione dell'impero. Analoga tecnica si ripeterà nei Balcani contro i serbi di religione ortodossa. Nel 1937, dopo l'attentato del generale Graziani ad Addis Abeba, l'esercito fascista stermina migliaia di monaci e di cristiani copti, incendiando casa per casa, chiesa per chiesa o ammassati nel monastero etiope di Debra Libanos. Un'operazione benedetta dalla Chiesa italiana con il cardinale Schuster di Milano, che ebbe parole di lode per l'esercito che aveva così aperto le porte di Etiopia alla fede cattolica e alla civiltà romana, dimenticando che il cristianesimo in Etiopia era presente già dal IV secolo d.C. e comunque contro la volontà di Pio XI, che però fu messo a tacere. La stessa persecuzione che sarà messa in atto nella Croazia del dittatore nazifascista Ante Pavelic, cresciuto sotto l'ala protettrice di Mussolini, che porterà alla strage di 800.000 serbi cristiani ortodossi dopo la costituzione delle crociate del XX secolo. Tutto ciò però non avveniva contro i musulmani, che venivano invece arruolati, ma contro gli altri cristiani cosiddetti diversi. Conseguenza dei patti lateranensi, il diritto praticato nei tribunali riteneva illegittima la predicazione di altre forme di cristianesimo non cattolico e veniva degradato da predicazione religiosa a mera propaganda anticattolica e perciò stesso contro il regime fascista. Una sentenza del 30 aprile 1936 della Corte d'Appello di Roma delimitò la libertà religiosa all'interno di stretti binari, distinguendo in modo preciso i concetti di libertà di discussione da libera propaganda. La sentenza vietava così la diffusione delle dottrine dei culti ammessi qualora queste uscissero dalla propria sfera d'azione, venendo a costituire causa di gravi disordini. La forte limitazione della libertà religiosa si era concretizzata ulteriormente sul piano giuridico anche grazie all'articolo 1 della legge del 24 giugno del 1929. La legge disciplinava le prerogative date al governo fascista in merito al giudizio sui principi delle confessioni religiose di minoranza sotto il profilo della conformità all'ordine pubblico. Dopo il secondo conflitto mondiale, nel 1946, i membri dell'Assemblea Costituente si trovarono
a discutere dell'opportunità o meno di accettare il testo dei patti lateranensi e sull'opportunità di inserirlo nella Costituzione. Grazie anche ai voti del PCI furono inseriti nel testo della Costituzione all'articolo 7, malgrado le contraddizioni con l'articolo 3 e l'articolo 8. L'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. E infine l'articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla Chiesa Cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. I costituenti, resisi conto della contraddizione, decisero di rimandare a un successivo momento l'adeguamento del concordato alla Costituzione. A chiudere invece questa crociata indetta da Pio XII fu il suo successore Giovanni XXIII, che con il Concilio Vaticano II volle seppellire quel passato terribile, invertendo la rotta per abbracciare tutte quelle religioni oggetto della precedente persecuzione, sia religiosa che razziale, e silenziare così un periodo storico inenarrabile. Professor Baruzzo, cui prodest questo trattato, e come si svolge? Ci sono 3 punti fondamentali, no, che vanno a vantaggio della Chiesa, a vantaggio del partito, eccetera. E qual era la posizione di Mussolini e qual era la sua forza in quel momento? Allora, il vantaggio chiaramente per Mussolini nell'immediato è la capacità di poter allargare la base del consenso. In questo senso il termometro è rappresentato dalle elezioni, no, dal plebiscito del 24 marzo del 1929. Abbiamo una folta partecipazione, si parla di oltre il 90% di elettori che vanno alle urne, e ci troviamo di fronte ad un consenso che è poco vicino al 100%, per cui evidentemente c'è la capacità, no, di saper sfruttare quella che era l'onda della vicenda appunto concordata, della vicenda degli accordi del Laterano. In questo senso un ruolo importante l'ebbero anche le gerarchie ecclesiastiche, che invitarono ad andare a votare, con l'idea che il sostegno al regime diventava un modo proprio per puntellare, per rafforzare quegli accordi che erano appena stati stipulati. Quindi ci troviamo di fronte ad un passaggio fondamentale per la costruzione del consenso e di un consenso che poi verrà via via consolidandosi anche negli anni successivi. Dall'altro lato però è indiscutibile che per la Santa Sede è una grandiosa vittoria, perché ci troviamo di fronte, grazie al concordato, alla possibilità di incidere su quella che è la legislazione civile, rendendola più conforme, consona a quello che è il diritto canonico, e tra l'altro garantendo poi un cappello protettivo a quelle che sono le organizzazioni dell'azione cattolica, cioè di quello strumento che Pio XI considerava funzionale al processo di ricristianizzazione della società, perché in ragione della trasversalità, del carattere gerarchico e soprattutto della forte sensibilità agli indirizzi romani, l'azione cattolica era proprio lo strumento da preferire rispetto a quelle che erano le formazioni politiche e di ispirazione cattolica. Ecco allora che negli anni precedenti c'era stato il progressivo abbandono del Partito Popolare in Italia piuttosto che del Centrum in Germania. Era una condizione l'abbandono della politica da parte della Chiesa? Allora c'è chiaramente quella che è l'abbandono c'è questa insistenza sulla apoliticità. Certo. No? E quindi questo non deve essere concorrente al governo. Questo non voler essere coinvolti in quelle che sono le vicende. Questo non significa poi non essere capaci chiaramente di incidere e di condizionare quella che è la politica,
Ecco, Pio XI su questo, quando si rivolge ai membri dell'Azione Cattolica, sottolinea quello che è il carattere formativo. Per lui è centrale il tema educativo e poi però diventa propedeutico a quello che poi può essere un successivo impegno in politica. Ed ecco allora che qui si apre quello lì che è il tema della formazione delle coscienze, che diventa un punto centrale su quella che è la concorrenza, no? Che si dà poi nel corso proprio del decennio successivo tra le organizzazioni di regime da un lato e le organizzazioni cattoliche dall'altro. Ed ecco allora anche la diffidenza che lo Stato totalitario fascista nutre nei confronti dell'Azione Cattolica. Tant'è vero che a distanza di soli 2 anni dal concordato noi ci troviamo di fronte allo scioglimento dei circoli giovanili dell'Azione Cattolica e nell'estate del 1931 abbiamo una situazione di fortissima tensione tra Santa Sede e governo italiano, che si sana soltanto agli inizi di settembre con degli accordi che ribadiscono il tratto, la connotazione apolitica dell'Azione Cattolica e danno una nuova conformazione all'Azione Cattolica stessa, trasformandola da struttura fondata su un'impalcatura nazionale in una struttura che invece doveva costituirsi su base diocesana. In questa maniera si contava, insomma, si era raggiunti una sorta di accordo di compromesso per stemperare quelle che erano le tensioni e quelle che erano le accuse dell'Azione Cattolica di voler fare politica, certo, e di voler creare le premesse per magari un domani anche portare a quella che era una caduta del regime. Certo, certo. E soprattutto distingue qual era la funzione della fede nel comportamento delle persone e quella invece delle ideologie fasciste dell'epoca, e quindi si cerca di fare un distinguo, no? Professor Giacomo Giovannucci, qual è le 3 parti, diciamo, del concordato? Perché si chiamano patti lateranensi e come svolgono spazio-temporalmente questi accordi? Perché il Papa vuole che si chiamano patti lateranensi e non semplice concordato, che ci sarà poi il concordato a tutti gli effetti, e quindi ci sono 3 momenti di preparazione per la firma poi del concordato definitivo. Allora, la dicitura l'ha già detta il vostro servizio all'inizio, cioè lateranense fa... Allora, prima di tutto, diciamo, la dicitura lateranense fa riferimento alla zona del Laterano, San Giovanni Laterano e la cattedrale di Roma. Quindi, sì, ma a livello di diritto, perché insistono, dice, vogliamo chiamarli lateranensi e non concordato? Ma perché non c'è solo il concordato, cioè il concordato è come dire, è un atto giuridico che sostanzialmente comporta, diciamo, la costituzione di determinati rapporti tra 2 entità giuridiche che la sottoscrivono. Ma qui c'è prima il trattato, perché il trattato chiude, diciamo, il conflitto e porta al riconoscimento delle 2 entità, poi il concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che regola i rapporti reciproci nei termini in cui sono stati detti prima, e la convenzione finanziaria, che è di fatto una sorta di accordo che in qualche modo fa da risarcimento per il fatto che lo Stato italiano ha sottratto alla Santa Sede il suo antico possesso temporale. Sì, cioè quindi ci sono questi Papa 3 aspetti. Vuole il riconoscimento che quel terreno non viene ceduto al Papa, allo Stato Pontificio Costituendo, ma apparteneva e continuava a appartenere al Papa, e quindi chiamiamoli patti lateranensi perché torniamo nel nostro diritto di possederli e di costruire, continuare. È una continuità praticamente che è stata interrotta tecnicamente, ma in realtà è stato un unicum tra il vecchio Stato e il nuovo Stato Vaticano. Sì, in un certo senso sì, questo può anche essere, però fondamentalmente la vicenda
la vicenda non si compendia tutta qui, insomma, e non credo che sarebbe stato diverso se avessero chiamato diversamente il complesso degli accordi, insomma. No, quindi da questo punto... È il valore simbolico, sostanzialmente. Ma Sì, non certo, è tanto simbolico, certo. è sostanziale perché... Sì, è sostanziale perché c'è il Prego. riconoscimento di un territorio, ma si dice di farlo in Laterano proprio perché è quel territorio, quella porzione di territorio che apparteneva da sempre alla Chiesa, in quanto la donazione che era stata fatta, tutto il discorso poi della falsa e mentita donazione di Costantino, insomma questo era il punto di partenza. Diciamo che con i patti lateranensi si vanno a sposare due necessità. Si diceva giustamente in precedenza come il fascismo da una parte avesse bisogno di un accordo con la Chiesa per maggior coesione e per creare consenso attorno a sé. Perché il mangiapreti Mussolini, perché ricordiamoci, insomma, lui nasce socialista, una terra di mangiapreti e tutte le indicazioni inizialmente anticlericali, poi sarà il primo capo di un governo dell'unità a citare il nome di Dio durante un discorso e capisce qual è la forza unificatrice della Chiesa, capisce come la Chiesa in Italia, gioco forza, sia inevitabilmente quell'entità capace di collegare e di mettere insieme una buona fetta della popolazione, se non la completa popolazione. Dall'altro abbiamo visto la Chiesa come ha necessità di avere un riconoscimento territoriale per poter dire di essere uno Stato, perché non essere semplicemente una guida spirituale, dotata per carità di infallibilità, ma comunque relegata nella dimensione spirituale e quindi non nelle condizioni di poter intervenire nella politica concreta. Di conseguenza si uniscono queste due necessità che porteranno tra l'altro, oltre all'aspetto diciamo meramente politico, anche sull'aspetto ideologico, perché da un lato la Chiesa di quel momento, le gerarchie ecclesiastiche individuano nel fascismo una risposta per contrastare sia da un lato, certo, liberismo delle democrazie occidentali, ma anche e soprattutto una risposta contro il comunismo, perché il problema grosso è anche considerato il nemico comunista. Nell'immediato sarà una vittoria di Mussolini che viene definito l'uomo della provvidenza e sarà utile appunto per accrescere il suo consenso. A lungo termine invece, e lo abbiamo visto citando poi l'articolo 7 della Costituzione, sarà un risultato importante da parte della Chiesa perché grazie all'inserimento in Costituzione dei patti lateranensi viene sostanzialmente riconosciuta l'importanza e il potere della Chiesa. Piccola nota di colore delle coincidenze della storia che sono divertenti: l'articolo 7 della Costituzione nel comma 2 l'emendamento è stato presentato dal monarchico Roberto Lucifero, quindi Lucifero ha legiferato sulla Chiesa. Questa era una piccola curiosità. Vabbè, il nome è cioè, un programma. È un programma, certo. Perfetto. Allora, entriamo nella terza parte dell'argomento dei patti lateranensi e cerchiamo poi la chiusura finale di questo evento che ancora influenza e influenzerà anche nel periodo repubblicano fortemente quello che è il rapporto tra Stato del Vaticano e Stato italiano. Achille Ambrogio Damiano Ratti, in arte Papa Pio XI, salito al soglio il 6 febbraio 1922, si trovò subito a dover affrontare la difficile situazione italiana. Dalla marcia fascista su Roma dell'ottobre del 1922 alle azioni violente contro il Partito Popolare, l'azione cattolica o sui sacerdoti, fino alla morte di Don Minzoni, ucciso con una bastonata la sera del 23 agosto 1923 in un agguato fascista, e 2 anni più tardi l'assassinio di Matteotti. Mussolini era in carenza di consenso e gli necessitava un imprimatur che lo facesse emergere dai quotidiani omicidi compiuti dalle squadre fasciste. Un consenso immediato ed efficace lo poteva dare solo la Chiesa cattolica, da millenni radicata nella tradizione e nella cultura italiana.
Per ottenere il consenso indispensabile bisognava obtorto collo scendere a patti con il vertice ecclesiastico. Uno dei fattori era l'assorbire il consenso del Partito Popolare di Don Sturzo e inglobarlo nel partito fascista, come poi in effetti avvenne. L'incontro segreto col segretario di Stato, cardinale Gasparri, avviò il percorso di riavvicinamento che passò attraverso i patti lateranensi e quindi al concordato. Per Mussolini chiudere la questione romana sarebbe stato un atto vincente, ma per Pio XI, che bramava la ricostruzione dello Stato Pontificio, sarebbe stato il ripristino dello status quo antecedente alla breccia di Porta Pia, ma soprattutto, avendo ricostituito lo Stato Vaticano, poter interloquire politicamente e a livello paritetico con gli altri Stati ed arrivare così al concordato anche con quelli. Dopo la firma dei patti lateranensi, Pio XI aveva visto in Mussolini l'uomo della provvidenza. Mussolini da subito si dimostrò intollerante nei confronti del nuovo Stato e dei suoi fedeli. Pio XI aveva a suo malgrado dovuto tacere delle pressioni sull'azione cattolica, poi fu fatto tacere dal vertice vaticano anche sulla guerra d'Etiopia, che giudicava assurda e anticipatrice del secondo conflitto mondiale, anche se molti prelati avessero fuso l'ideologia fascista con la fede cristiana. Tale accondiscendenza era finalizzata al mantenimento degli accordi raggiunti con i patti lateranensi. Hitler aveva annesso l'Austria con la resa dei vescovi al Reich, foriera di una fase persecutoria anticristiana. Dopo la guerra d'Abissinia il fascismo entrava in sintonia con il nazismo. L'impero d'Italia nel 1935 era costato troppo al paese e agli italiani e non aveva reso economicamente nulla se non un immotivato consenso degli stessi, ma invece aveva aperto una piaga che ancora oggi non si rimargina. Papa Ratti, pur aprendo sinergie con i partiti fascista e nazista nella guerra di Spagna, non intende sottostare al diktat delle leggi razziali. Su tale questione Papa Ratti non era disposto a subire ingerenza. Non si può predicare il Vangelo nelle scuole e poi disapplicarlo. Cristo e i suoi 12 apostoli erano ebrei. Convocò John Lafarge, gesuita e fondatore del Concilio Cattolico Interrazziale e autore di un testo che denunciava il razzismo in USA, per dare l'incarico di formulare un'enciclica che denunciasse le leggi razziali e nel contempo denunciasse anche l'inadempienza dei patti concordati con le potenze nazifasciste. A lui diede l'incarico per la stesura di un'enciclica, Humani Generis Unitas, di condanna del razzismo. Con l'enciclica Pio XI denunciava la violazione dei concordati prima con Mussolini nei patti lateranensi e poi nel concordato con Hitler. La posizione di Ratti non era condivisa dai membri del vertice cattolico. L'enciclica di Lafarge, Humani Generis Unitas, già stampata in 1000 copie presso le tipografie vaticane, alla sua improvvisa e inaspettata morte verrà distrutta su ordine del segretario di Stato Pacelli, in arte Pio XII, il 10 febbraio 1939. La morte di Pio XI impedisce la pubblicazione della condanna del nazifascismo che il Papa avrebbe voluto denunciare ai vescovi convocati a Roma per la ricorrenza del decennale della firma dei patti lateranensi. Dopo l'improvvisa e inaspettata morte di Pio XI, anche il testo originale sparisce. Ma quali sarebbero state le conseguenze per il Vaticano se Pio XI avesse denunciato e condannato pubblicamente il fascismo e l'inadempienza del concordato stipulato coi nazisti? Mussolini avrebbe potuto ritirare e annullare tutte le concessioni accordate, dal riconoscimento territoriale del Vaticano agli indennizi economici miliardari concordati. C'era molto da perdere per il papato, che senza un regno terreno avrebbe rimesso in discussione il titolo di Pontifex Maximus. Per tutto il clero, invece, sarebbe venuto meno il contributo economico e i privilegi riconosciuti negli accordi in Italia. Nella Germania di Hitler si sarebbe aperta una probabile persecuzione. Dall'altra parte Mussolini e Hitler, al punto in cui si trovavano, avrebbero perso la benedizione della Chiesa sul loro operato, ma non il consenso ormai acquisito. Quindi la morte di Papa Ratti sarà tempestiva e accompagnata dal professor Petacci, padre di Claretta.
Gli subentrerà Eugenio Pacelli, Pio XII, che tanto si era adoperato per la stesura e la firma del concordato e che sarà ricordato come il Papa del silenzio. Ecco, abbiamo percorso rapidamente le conseguenze dell'accordo dei patti lateranensi e quindi, per esempio, sarebbe stato possibile da parte del Vaticano firmare il concordato con Hitler? No, come abbiamo visto in precedenza, se non c'era un possesso territoriale non si sarebbe potuto firmare poi di conseguenza un altro tipo di concordato con Hitler. C'è da sottolineare, come giustamente si evidenziava nel servizio, come a distanza di 10 anni, perché ricordiamoci che appunto Pio XI termina la sua vita terrena proprio in concomitanza dell'anniversario del cennale della firma dei patti lateranensi, come erano completamente cambiate le situazioni, come completamente si era staccato da quel patto col diavolo, come si era detto in precedenza. Perché? Perché da parte di Pio XI era maturata poi la consapevolezza che in realtà questo fascismo, che inizialmente poteva sembrare utile e interessante per lo sviluppo della politica del Vaticano, con il razzismo, con le leggi razziali, con l'alleanza con Hitler, stava andando in tutt'altra direzione, stava cioè svolgendo quel compito di diventare, nel tentativo di essere una realtà totalizzante, che poi appunto il tentativo era anche quello, insomma, da parte della Chiesa, evitare di creare un totalitarismo come sarà appunto la Germania nazista. E creare questa alleanza forte, questa sinergia con Hitler, ovviamente andava contro la Chiesa, che invece con l'Azione Cattolica, con le altre attività, dava comunque un servizio educante all'interno della nazione. Di conseguenza, ecco che arriva tutta la protesta il tentativo, diciamo, di protesta, addirittura che cominciava già prima con la guerra d'Etiopia, con la presunta missiva che Pio XI avrebbe dovuto inviare a Mussolini, ma che fu stoppata dalle gerarchie ecclesiastiche, e appunto all'indomani del decennale dichiarare una condanna nei confronti anche del fascismo. Pio XI non potrà farlo perché appunto muore. L'enciclica che aveva incaricato Lafarge di scrivere viene fatta sparire e poi assurge al soglio pontificio Pio XII. Rimarrà del concordato il fatto che comunque i rapporti fra Stato e Chiesa sono così importanti in Italia che quell'articolo 7 fu votato anche dal Partito Comunista. L'unico a cui fu consentito di votare contrario, perché altri compagni gli contrari, diciamo, fu consigliato loro di abbandonare l'aula, non proprio di votare no. L'unico che votò no, e cui almeno Togliatti dovette acconsentire al no, fu Concetto Marchesi, grande latinista, che votò no appunto. Però il concordato era talmente importante per lo Stato nazionale tenere insieme con la Chiesa che anche il Partito Comunista approvò l'articolo 7 della Costituzione. Quindi Concetto Marchesi era anche un rettore dell'Università di Padova e quindi aveva fatto era stato rettore dell'Università di Padova. Sì, ed era stato partigiano e quindi capo della Resistenza nel Nord Italia, poi. Sì, certo. Professor Baruzzo, vuole concludere un attimo questa vicenda che ancora poi ci sarà anche una fase successiva durante la Repubblica, perché questo concordato sarà modificato da Craxi, eccetera, si saranno fatte delle aggiunte, delle modifiche. Vuole trarre delle conclusioni? Io vorrei appunto fare chiarezza secondo me su un passaggio importante relativo agli accordi lateranensi, perché vanno inquadrati in quello che è un percorso di ripensamento che la Chiesa sta avendo. Cioè la Chiesa che si concepisce come un soggetto sovranazionale, internazionale, e che quindi sta proprio ripensandosi con il mondo in cui è inserita. Allora
lo Stato del Vaticano non è una versione ridotta, striminzita, liofilizzata degli Stati pontifici. Quelli sono ormai un capitolo finito, concluso, con quello che è il trattato. Quello che si apre è con gli accordi lateranensi una stagione nuova, tale per cui la Chiesa, che è appunto un soggetto internazionale, gode di una sovranità che gli deriva da quel tanto di terreno, insomma, che gli è stato assegnato, quel tanto di corpo che gli permette di essere unito all'anima, come dice Pio XI, e quindi avere quel minimo di base proprio per poi impostare la propria presenza all'interno del contesto internazionale. Ecco allora che è proprio un momento, per così dire, di svolta. C'è un passato che si chiude, il passato degli stati pontifici, che oramai non torneranno più, e c'è quella lì che è invece la vicenda di quella lì che è lo Stato della Città del Vaticano, che offre quella base appunto giuridica per permettere appunto alla Chiesa di poter esercitare quella che è la sua missione spirituale. Un'ultima cosa sul discorso della Costituzione, ecco, grazie appunto all'intervento, all'emendamento di Lucifero, quello che viene costituzionalizzato non sono il contenuto dei patti lateranensi, ma è piuttosto costituzionalizzata la prassi, la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, cioè una disciplina pattizia, tale per cui chiaramente sia possibile, in maniera chiaramente bilaterale, poter arrivare a quella che è la modifica. Quindi non sono costituzionalizzati i contenuti dei patti del 29, è costituzionalizzata un modus operandi che poi porterà appunto, quando le condizioni sociali e politiche lo richiederanno, a quella che è una modifica. Ecco allora gli accordi del 1984 di Villa Madama. Certo. Allora, un breve interruzione di pubblicità e poi cerchiamo di porre una conclusione a questa vicenda storica molto interessante, molto importante, perché ha, diciamo, improntato la storia d'Italia abbastanza così, in forma complicata.